Euroregione News. Codroipo, l'orchestra che fa paura. Da una dozzina d'anni a Codroipo c'è un'orchestra a plettro composta di professionisti, esperti, cultori e appassionati musicisti che con costanza e dedizione sono riusciti a raggiungere un livello molto elevato. Riscontrano ogni loro esibizione in pubblico un successo strepitoso. Alcuni elementi dell'orchestra a plettro citati Codroipo hanno iniziato da poco, altri sono autodidatti, mentre certi potrebbero insegnare nello stesso conservatorio dove si sono diplomati. Nell'insieme tutta l'orchestra risulta un prodotto altamente professionale, con capacità esecutive fuori dal comune. Deliziano gli spettatori sia quando eseguono brani classici come Mozart, Gershwin o Schubert, sia canzoni popolari o colonne sonore. Sono intraprendenti e organizzano corsi per neofiti e di perfezionamento proprio per implementare il numero di elementi. Spesso però chitarristi e altri musicisti sono spaventati dal livello dell'orchestra, per cui non si sentono all'altezza. In effetti si tratta di uno spettacolo che meriterebbe i palchi più prestigiosi. Nel recente concerto a Cividale del Friuli, presso una scuola indirizzo musicale, eseguirono Un Pirata dei Caraibi insieme con alcuni degli allievi dell'istituto ospitante. Da Cividale del Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.